Un'area verde di 2000 metri quadrati all'interno della Valle dei Templi di Agrigento, a pochi passi dal Tempio della Concordia, per consentire l'esplorazione e la conoscenza completa dei luoghi attraverso l'uso dei cinque sensi, e il giardino sensoriale inaugurato oggi nel Parco archeologico di Agrigento alle Case Paci, nella Via Sacra, un piccolo Eden pensato e realizzato per i visitatori con disabilità, sia il pannello all'ingresso sia i diversi punti informativi del giardino. Infatti riportano immagini in rilievo, ogni testo in italiano, in inglese e in braille. Un passamano intelligente e un percorso tattile aiuteranno nella visita anche gli ipovedenti. Il progetto, finanziato dal Ministero della Cultura e cofinanziato dalla Regione Siciliana tramite l'assessorato dei beni culturali. È uno spazio importante, uno spazio molto bello, ma d'altronde nella valle trovare spazi che non sono belli è abbastanza difficile. È un giardino sensoriale posto alle spalle di Casa Pace, che il prossimo mese riapriremo come antiquarium paleocristiano, ma è un giardino sensoriale che è rivolto anche alle persone che hanno una disabilità visiva, e sapete quanto questo parco per le persone che hanno disabilità a tutti i livelli, sensoriale, motoria, uditiva, sta facendo. Questo è un fondo che abbiamo avuto dal Ministero, un fondo UNESCO, e siamo oggi felici di presentare questo nuovo parte. È un giardino ovviamente visitabile da tutti, ma per chi ha una disabilità visiva ha una marcia in più, perché non solo la pannellistica in braille, ma è un giardino che fa percepire attraverso gli odori e i rumori, fa percepire questa magica parte di Valle dei Templi. L'architetto Silvia Patrignani, sono il funzionario responsabile per la legge 77 presso il servizio secondo ufficio UNESCO del segretariato generale del Ministero della Cultura. Allora, è possibile vivere delle esperienze omnicomprensive dei valori che sono sottesi all'iscrizione del sito di Agrigento nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Per noi che abbiamo seguito questo progetto come Ministero della Cultura, finanziandolo attraverso i fondi della legge 77-2006, che finanzia misure di tutela e fruizione a favore di tutti i siti UNESCO italiani e anche degli elementi del patrimonio immateriale. Perché è importante? È importante perché è rivolto alla diffusione della conoscenza in un senso universale, quindi non semplicemente alle persone che generalmente vengono definite normodotate, ma attraverso l'utilizzo di tutti i sensi, quindi un approccio al patrimonio culturale che è quello della diffusione attraverso i principi del design for all. Presidente, è uno spazio che si apre alla città, ma che è dedicato soprattutto alle persone ipovedenti. Ma è uno spazio dedicato alle persone non vedenti, ipovedenti, ma diceva poco fa, è un responsabile di un giardino sensoriale, che vuol dire che è dedicato ai sensi di tutti, non solo a quelli dei disabili, quindi dove tutti potranno venire e godere di queste bellezze, dello scroscio dell'acqua, dei profumi delle piante. È un luogo incantevole che non so se c'è in altri posti, perché noi abbiamo dei posti unici che non ha nessuno, sinceramente. Direttore dei lavori del giardino, quali sono le particolarità di quest'area? Quest'area è un'area pensata per l'approfondimento dei temi della natura e per lo studio della bellezza e dell'armonia. L'abbiamo chiamato Giardino dei Sensi perché è un giardino per tutte le abilità, quindi non è un giardino per chi ha meno abilità, ma è un giardino esattamente che valorizza tutte le abilità, e quindi ci dà modo di esplorare la bellezza della natura e l'armonia di ogni pianta attraverso tutti i sensi possibili e immaginabili. Quindi è un giardino assolutamente aperto, che utilizza il linguaggio corrente, utilizza il linguaggio braille, ha delle guide intelligenti, in modo che tutti possono calpestare questi sentieri e approfondire i temi relativi alla biodiversità e alla natura. Le piante sono organizzate in maniera funzionale, quindi non hanno un'organizzazione di tipo scientifico-botanico, ma è appunto funzionale, quindi ci sono piante amiche
quindi gruppi di piante amiche delle api, delle farfalle, degli uccelli, ci sono piante strutturali, ci sono piante tabacche, aromatiche, medicinali, eccetera. Quindi attraverso questo giardino si può con umiltà sedersi e ascoltare il racconto della terra attraverso le piante che ti parlano.